Il percorso formativo, oltre a proporre interventi d'aula, i corsi legati al marketing, alla comunicazione, ai social network, mi era stato chiesto un qualche cosa di diverso. Abbiamo avuto anche la fortuna di cogliere l'opportunità di un progetto del Fondo Sociale Europeo che prevedeva un modo innovativo di fare formazione in outdoor, cioè fuori dell'aula, e quindi con la grande collaborazione che abbiamo avuto con i co-docenti, guide, quindi anche turistiche della cooperativa ILA, e di allargare a tutto il consorzio di promozione turistica, a tutti gli iscritti del consorzio di promozione turistica, questo straordinario itinerario del territorio, si è cercato quindi di portare non solo la promozione del turismo, ma la promozione dello sviluppo del turismo, e cioè non promuovere più il dato in sé del turismo, ma quello che è il suo divenire. Quindi quando si parla di destagionalizzare, di non vendere solo la spiaggia, di fare qualcosa di nuovo per i nostri turisti, attraverso questo percorso abbiamo fatto vivere come fossero turisti gli albergatori, per conoscere concretamente e toccare con mano cosa offre il territorio, oltre la spiaggia di Sottomarina, Isola Verde e il centro storico di Chioggia. È tutto legato quindi a un'economia indotta al turismo, con agriturismi, con percorsi ciclopedonali, percorsi fluviali e anche ambienti naturali, come naturalistici, come poc'anzi Davide ha elencato. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e colgo l'occasione anche per dire che il Consorzio ha presentato un altro progetto, questa volta non in ambito regionale ma in ambito locale, cioè l'abbiamo fatto solo per il turismo ricettivo, legato a una nuova progettazione che possa in qualche modo concretizzare un primo percorso che hanno fatto questi beneficiari degli interventi. E quindi ci saranno corsi legati alle lingue, anche il tedesco e l'inglese, ci saranno corsi che riguardano la sinergia tra operatori e quindi anche poter mettersi in rete per allargare anche non solo al turismo ricettivo l'intervento, ma anche tutto quello che è l'indotto. E qui mi fermo perché insomma credo di aver Giuliano detto tutto quello che potevo dire io. Sì, abbiamo in progetto